bentornati in questo nuovo video, cioè bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ho appena acceso il fuocherello, che però è tardi oggi, l'ho acceso tardi perché non è freddo come gli altri giorni. In questo vlog finalmente vi faccio vedere un po' la dispensa, come l'ho sistemata. È un po' vuota al momento, cioè, oddio, manca la frutta e manca, vabbè, un sacchetto di patate, il resto è tutto nei contenitori, quindi sì, sembra vuota, in realtà di roba ce n'è messa via. Vi faccio vedere questo. Questi sono i nuovi piatti che ci ha regalato la mia amica. E questo, oggi riso basmati e riso integrale e riso selvaggio, perché c'è anche quello più nero. Così viene chiamato, non lo so. E poi c'è il cavolo cappuccio, quello dell'orto, l'ho fatto andare in padella con il misto per soffritto. Poi successivamente ci ho aggiunto il kebab di pollo, quindi queste robe qua sono pezzi di carne del kebab di pollo, quello del Lidl, e basta. E poi ci ho messo il riso, ecco, quindi questo è quanto. Questo è stato il nostro pranzo di oggi, ma ne ho fatto in più come al solito da poter mangiare domani, anche se è un po' poco, cioè una porzione un po' scarsetta questa per me. Allora, la dispensa, qui vabbè ci sono solite cose, qua è dove tengo le patate, che mi manca un sacchetto perché l'ho fatto l'altro giorno, qui è vuoto, un po' una tristezza. C'è questo saccone di riso basmati da 5 kg, questo l'avevamo preso all'Aldi, non sappiamo come sia, cioè se sia buono o meno. Io spero proprio vivamente di sì, non era costato tantissimo e quindi non lo so, di solito il basmati costa abbastanza. Vabbè, comunque devo finire prima quello che ho aperto. Poi vabbè, dietro c'è la SodaStream solito. Questo è il posto della frutta e non c'è niente adesso, quasi. Pistacchi che non abbiamo ancora aperto. Questo era arrivato con una box, non ho il coraggio di berlo perché secondo me non mi piace. Poi vi avevo detto, vi avevo fatto intravedere queste scatole, queste le ho comprate tutte su Shein e sì, su alcune ho messo anche le etichette che ho fatto con una mini stampante, anche quella presa su Shein, mi pare, o forse era su Temu quella, o vabbè, insomma. In ogni caso è tutto sistemato in queste scatole. Qui ho tutto lo scatolame, quindi vabbè, a parte questo dolce, quindi tutta questa roba qua. Questa va sempre bene averla in casa, quindi secondo me tutti dovremmo avere una scorta di queste scatole. Quindi è solo scatolame di questo tipo. Il tonno ce l'ho da un'altra parte, che è sempre scatolame però da un'altra parte. Qui cosa ho scritto? Misto, spezie, brodo. In realtà spezie non ce le ho più. Qua c'è proprio tutto un misto, che poi basta aprire e vedere. Però qui c'è proprio tutto un misto, la salsa di soia, latte di cocco, e carciofini. Queste sono cetrioli, no, cipolline. Questo è un sugo. Insomma, è tutto un po' un misto, roba confezionata che sinceramente è anche qua da un po'. E questa non riesco a chiuderla perché c'è il coso della soia in mezzo, il barattolo della soia, vabbè. Poi invece qua sopra, qui vabbè, la diavolina, quindi l'accendifuoco e i sacchi per mettere sotto vuoto il cibo, che non l'ho mai fatto. Qua contenitori vuoti, sughi pronti, quindi si sa cosa c'è dentro. Qui tonno sgombralici, insomma le robe di questo tipo, di questo genere. Ok, devo fare ancora un po' di scorta perché ne ho usate ultimamente di scatolette. E qui c'è altra roba mista, ecco, qui c'è questo caffè che io non posso bere, non posso fare, e poi ci sono quelle due. Questi due io li uso per fare le creme, per fare i dolci, e vengono una meraviglia. E niente, ecco, quindi questa è la dispensa. Questo l'ho messo qui, poi è bianco, mi piace molto di più rispetto a quei due lì grigi. E niente, c'è un pacco di pasta, il pacchetto dei biscotti e l'avena. Quindi niente, è molto in ordine come dispensa. In realtà non finisce lì la dispensa, nel senso che qua sotto,
Qui c'è tutta la parte bevande, quindi latte, bevanda di soia e poi vabbè ci sono le lemon soda di Franz che sono qua da una vita e mezza, l'olio e ci sono delle acque, quindi niente di che. Questa è tutta roba insomma da bere e lì c'è la roba dei gatti e degli uccellini. Qui c'è tutta pasta, a parte un pacchetto di noodles, ma se no il resto è tutta pasta. Qui c'è il reparto dolci, schifezze, che diciamo si è anche un po' svuotato per fortuna. Qui invece c'è la roba di bue, quindi tutta la pappa di bue. Sono un po' a corto di pappa di bue, infatti l'ho ordinata. E qua sotto, vi avevo già fatto vedere, qua ci sono i sacchetti delle immondizie, guanti, spugne, eccetera, insomma. Come sempre, quindi c'è la planetaria, quel contenitore che è in più e la roba dei gatti qua dentro casa, insomma. E basta. Quindi questa è la dispensa. Non è cambiata tanto, ma è cambiata l'estetica di questa parte. Mentre prima era tutto fuori, era tutta una confusione, adesso almeno è tutto nelle scatole, più o meno, insomma, dai. Non sarà mai come voglio io la dispensa, perché bisognerebbe togliere le mensole e mettere dei mobili. Mettere o un mobile fatto su misura, oppure più mobili, insomma. Però i mobili da dispensa, a me non piacciono le dispense, quelle con tutta la roba a vista. Quindi vorrei comunque qualcosa che si possa chiudere, quindi armadietti, cose del genere, un armadio, un qualcosa del genere. Non mi piace che si veda la roba. E per quello ho deciso di mettere tutto nelle scatole e le ho prese tutte uguali proprio per quel motivo. Vabbè, quindi questa è la dispensa. Non è granché, ma sicuramente più ordinata di prima. Qua sopra anche questo reparto l'ho sistemato. Qui ho sistemato tutta la roba che avevo anche roba scaduta. Questa scatola di carta, che è una scatola dei croissant, quelli confezionati, così sono più comoda. Quelle sono le robe che magari si utilizzano anche più spesso in quella scatola lì. La ciabatta l'ho lasciata qua davanti. E qua sotto invece ho fatto, vabbè, caffè per la moka, quindi il normale, cappuccino, là sotto c'è la camomilla, dietro c'è lo zucchero, è dietro lo zucchero perché io non lo utilizzo e quindi è là dietro. E qui invece c'è un reparto confetture. Questa è una crema di cacao. Io non so se l'avete mai vista nei negozi. Qui da noi c'è solo in un negozio dove vado solitamente a fare la spesa. E questa devo dirvi che non è per niente male. Questi sono gli ingredienti. Non so se siano buoni o meno, ma insomma, questi sono gli ingredienti. Non ha nocciole all'interno e questa qua mi piace. Su Amazon si trova, ma costa tantissimo. Io la pago invece, per chi non lo sapesse, per chi non ha mai visto i miei video spesa, effettivamente è un po' che non li faccio, però io la pago 6,30 €. 6,30 € per 250 grammi di roba. E è praticamente finita, purtroppo. Comunque non sa tanto di zucchero come magari altre. E qui appunto c'è tutto il reparto, a parte il tè, c'è il reparto miele e confetture. Ho deciso di metterle qua, perché comunque qua ci sono le cose dei dolci, secondo me stavano bene qua queste robe. Ecco, poi questo mobile, qui c'è una novità che vedrete subito, avrete già intravisto. Allora, la novità, là sopra è rimasto tutto uguale. La novità è questa mensola che ho aggiunto all'interno di questo mobile, perché tutte le spezie qua sotto mi occupavano un casino di posto e tutto il pezzo qua sopra rimaneva vuoto. Così invece ho il posto per i piattini piccoli, che sono quelli che magari mi servono qua in cucina, se devo appoggiare qualcosa, o tante volte io mangio anche nei piatti piccolini, sinceramente, se non c'è tanta roba. Vabbè, là ci sono i vari integratori. E qua sopra, su questa mensola, ho messo tutte le spezie, il brodo, questo qui, poi dietro ce n'è un altro, e il bovis, e dietro c'è un altro brodo. Quindi questa è un'altra novità, un altro aggiornamento, diciamo, per quanto riguarda la cucina. E mi trovo molto meglio così con le spezie, sinceramente. E sono contenta. Questa mensola l'avevo comprata ancora tanti mesi fa, però l'avevo messa via. Non l'avevo neanche tirata fuori dalla scatola né niente, l'avevo messa via e basta. E poi l'altro giorno ho detto no, aspetta, bisogna che la metto perché l'ho comprata apposta. Questi sono gli aggiornamenti per quanto riguarda cucina dispensa.
E poi, forse ve l'avevo detto, ho cambiato i fiori qui, ecco qua, qui ho cambiato i fiori, lì ci ho messo quelli, cioè quell'arancione in mezzo non importa, l'ho lasciato, quei 3 bianchi che non c'entrano niente, ma volevo boh, fare un po' così. E no, più che altro ho cambiato questi qua laterali, devo togliere la befana. Io ho fatto questa composizione un po' più invernale, da tutte e due le parti, insomma, uguali, e quindi niente, questo è quanto. Quindi ho modificato anche questa situazione angolo che c'erano quei fiori ancora rossi arancioni autunnali che dovevo cambiare assolutamente perché non stavano bene. Mentre qui in bagno invece ho messo questa piantina finta che era di là in camera in realtà e l'ho spostata di qua e questa qui anche ce l'ho da anni ormai e niente, l'ho messa qua, quindi ho sistemato un po' questa mensola e ho tolto gli alberelli invernali. Cosa c'è? Come? Ah, ma gnau gnau. Ah, mi sono creata questa mensola, vabbè, soliti orecchini, gioiellini vari ed eventuali. Lì ho i profumi, questo è già finito, purtroppo questo qua è finito. Vabbè, i profumi e qui su questo ripiano ho messo le cose che devo finire. Quindi queste 2 creme, anche se questo è un doposole non mi interessa, lo devo finire. Quindi ho messo queste 2 creme da finire e questo qui che penso di usarlo ancora una volta, poi è finito. Ecco, quindi anche qua ho fatto un po' una modifica, perché altrimenti c'era tutto un casino e almeno così ho queste cose da finire in bella vista e le utilizzo, perché se le tengo nel mobile non le utilizzo. E poi un'altra cosa che ho fatto è stata mettere questo vaso che mi ha regalato la mia amica, quella delle 2 gemelle, ecco, e ho messo questo vaso con tutti i fiori bianchi. Ma non sta malaccio, dai, nell'insieme, a parte il muro sporco, ma nell'insieme questa composizione non è brutta. Perché ho tolto l'alberello e volevo metterci qualcosa e siccome lei mi ha regalato questo vaso ho deciso di usarlo così. Invece la ghirlanda che ho messo qua sul portone è questa. Ecco, niente, quindi come vi ho detto molto semplice, non so se ve l'ho detto, vabbè, una ghirlanda molto semplice, basilare, verde, con questi fiorellini bianchi e basta. Mi stavo dimenticando, ma ho sistemato anche questo. Ho fatto degli spostamenti, perché non mi trovavo bene. Quindi, nel frattempo qualcuno... Ah no, stava giocando a niente. Ehi, siete 2 curiosi. Siete gatti. Siete proprio 2 curiosi. Allora, qua sotto ho messo le 2 pellicole extra, i tovaglioli e i sacchetti per il freezer, insomma, sacchetti gelo, ecco. Quindi qua ho messo questa roba qui. Prima c'era un po' un caos, invece qua anche c'è un po' di caos su questa parte, ma queste sono le carte, quelle per la friggitrice a aria. Questo è il contenitore per cuocere a vapore in microonde. Questa, vabbè, la griglia, poi l'altra, quella è per la Instant Pot, come si chiama, la guarnizione della Instant Pot. E qui ho messo i contenitori di alluminio, quindi queste vaschiette, insomma, queste qua rotonde, e poi tutte quelle che mi manca una misura, tra l'altro. Quella che mi va bene in friggitrice a aria mi manca e devo comprare. Comunque ecco, qui ho messo questi contenitori che prima li tenevo invece qua sotto, ma non ero comoda. Qui vabbè ho i guanti per quando faccio da mangiare, tipo le polpette, cose che devo star là a toccare tanto con le mani, io metto i guanti sempre. E qui ho contenitori vuoti, quelli di vetro. Ecco, adesso ho finalmente finito. No, non ho altre cose da farvi vedere. Adesso sapete cosa faccio? Sono a casa da sola. Sono le 3:10 e devo aspettare che finisca la lavatrice. Ieri ero andata a fare la passeggiata. Oggi il tempo è un po' incerto, nel senso che pioveva fino a prima, per cui ho detto non voglio prendermi pioggia e quindi sto a casa. E quindi niente, oggi riposo, ho visto la camminata di ieri e quasi quasi mi metto a giocare un po' con la Nintendo. Ecco, nel frattempo che aspetto che finisca la lavatrice, almeno faccio qualcosa.
Prossimamente, quando Franz tornerà a lavorare, che comunque magari dovrà lavorare anche il pomeriggio, prossimamente mi metterò a pulire casa in maniera seria, ma approfondita, solo che ho solo i pomeriggi a disposizione, quindi in un pomeriggio non si riesce a fare tanto, purtroppo. Servirebbero giornate intere. E ero stata a casa, sì, ma stavo male, quindi non potevo far pulizie. E quando tornerà a lavoro, Franz, che al momento non può tornare al lavoro, forse quando starete guardando questo video, non so se lo farò uscire lunedì questo video. Ecco, nel caso, lui in questo momento starà facendo la visita medica per poter rientrare al lavoro, perché finché non ha il via libera dal medico del lavoro non può rientrare perché è stato a casa più di 2 mesi. Così ci è stato detto dall'azienda. E quindi niente. In realtà lui ha finito l'infortunio, adesso in questi giorni è a casa in ferie e non può rientrare al lavoro perché deve avere il via libera del medico del lavoro. Vabbè, comunque le ossa si sono saldate, la ferita è a posto, è guarita benissimo, il gonfiore invece rimarrà ancora a lungo. Così gli ha detto il medico, quindi niente, là ci vuole pazienza e la manualità anche ci vorrà pazienza prima che torni la mano come prima. Ci vuole tempo, ci vuole tempo. E quindi sì, adesso vedete ancora tutta questa situazione verde così, però probabilmente in futuro, in teoria, dovrebbe cambiare questa situazione, divano verde, tutto verde, eccetera.